Quarta corsa, sono in 12 al via, sono soggetti di 4 anni, 1 in Plan B, 2 Egberto Mail, 3 Etienne Latorre, 4 Eli delle Naldine, 5 Emeril, 6 Elite, seconda linea 7 Eden Stella, 8 Elena Selfs, 9 Enable Maker, 10 Adornment Up, 11 Enola Gay Treb, 12 Ermanno Jet. Macchina che accelera e stacca, già alcune rotture, vediamo la fase di lancio con Etienne Latorre che cerca di contenere Eli delle Naldine, all'esterno veloce anche Elite. Intanto c'è la rottura di Plan B. Numero 1 è in Plan B, squalificato. Al comando dunque Etienne Latorre sulla piegata. Ora in dritta delle scuderie Etienne Latorre ha mantenuto la testa della corsa, in seconda posizione secondata Enneli delle Naldine, mentre all'esterno viaggia Enorme Nap, che progredisce dopo 500 metri di gara, si porta a ridosso di Etienne Latorre. Intanto i 600 in 47,2 con due dei più attesi subito alle prese. Etienne Latorre in vantaggio e Enorme Nap che va al suo attacco, si trascina Emeril, poi in posizione di rincalzo c'è Ellie delle Naldine davanti a Elite, tenta la terza ruota addirittura Elena Selfs. Intanto 1-2-1 per gli 800 metri con Enorme Nap che insiste all'esterno di Etienne Latorre che replica, il chilometro è percorso nell'ordine dell'1:17,5. Nuovo attacco di Enorme Nap a Etienne Latorre che questa volta non riesce a reggere la bordata dell'avversario che sta passando e ora scende in corda a 400 dalla conclusione. Numero 3 Etienne Latorre, squalificato. Di Etienne Latorre, mentre Egberto Mail, Enorme Nap in vantaggio su Emeril che è in seconda posizione, gli altri più discosti. Ultimi 100 metri di gara con Enorme Nap un po' in difficoltà, viene fortissimo centropista anche Enola Gay Treb sul palo. Enola Gay Treb copre Enorme Nap, i due vicinissimi con Emeril all'interno. Da vedere questo arrivo davvero molto serrato e anche piuttosto stretto, con lo scatto di... ecco, suona anche la sirena. Quindi tutto da rivedere. Andiamo intanto a riguardare le immagini con... Attenzione, la giuria, prima di confermare l'ordine d'arrivo, si riserva di visionare i filmati della corsa. Tutto quindi sub giudice dopo il suono della sirena. Impressione che Enola Gay 3 passi, ma naturalmente la giuria ha aperto l'indagine per vedere cosa sia realmente successo.